la casalinga del 2025 per il CUS Palermo ed è subito un esame importante per la formazione allenata da Gianluca Isgro che ospita tra le proprie mura amiche del Palacus il Regalbuto, seconda forza del campionato, una partita tutta da gustare contro una squadra come quella allenata da coach Gamiddo che punta a continuare a vincere per mantenere lì la scia del Marsala capolista. Parte bene almeno sul piano della costruzione il CUS, che qui però deve ringraziare Lo Piparo per il salvataggio su Ferrante, poi il calcio di punizione per la squadra giallorossa con la conclusione che si perde abbondantemente fuori. Cerca dall'altra parte di farsi vedere Lo Cicero che sterza sul destro, va a calciare ancora Lo Piparo con il piede, poi cerca di recuperare palla ma non ci riesce la squadra in tenuta blu. Poi occhio a questa giocata da parte di Guarino che cerca di liberarsi, va a calciare col destro, c'è l'intervento dell'estremo difensore ospite. Qui ancora il pressing aggressivo da parte del CUS che però lascia spazio a questa bellissima giocata di campagna, palla fuori di pochissimo. Occhio a quello che succede dall'altra parte con la conclusione di punta di Marco Quinario, beffato Lombardo, vantaggio per il CUS Palermo con il suo giovane talento che poi va a prendersi gli abbracci in panchina, passa a condurre la squadra di Isgro che poi qui deve subire l'avanzata e la giocata con il cucchiaio bellissimo da parte di Campagna, mano sul petto per il capitano della Promosport Regalbuto che si porta sull'1-1 con la gran giocata del classe 94. Poi insiste ancora qui con Lo Cicero e Regalbuto, conclusione col destro, è un miracolo di Lo Piparo preso in controtempo da Ferrante, poi cerca di andarsene dell'aria, viene fermato da Dall'Onder, poi conclusione straordinaria da parte di Chiavetta che toglie le ragnatele dal 7, è proprio il 7 che porta in vantaggio la Promosport Regalbuto poco prima della fine del primo tempo. Qui prima però di andare al riposo c'è questo contatto ai danni di Lombardo secondo il direttore di gara e tiro libero, e allora va ad eseguirlo dal dischetto Dall'Onder che va a calciare col sinistro, trova la respinta col piede da parte di Ciccio Lo Piparo. Con le immagini prodotte da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo che si apre con il CUS in avanti con questa conclusione respinta in maniera miracolosa da Leotta. Poi dall'altra parte il Regalbuto che cerca di farsi vedere e si fa vedere con la zampata di Alexandre Dall'Onder. 1-3, esultanza con le dita rivolte al cielo per il numero 12 che fa 1-3. Poi dal calcio d'angolo ancora Dall'Onder trova il buco tra le gambe di Lo Piparo, fa 1-4, fa doppietta il numero 12 del Regalbuto che dunque allunga nel parziale, cerca di scappare via, cerca di portarsi a un buon margine di vantaggio. Dall'altra parte però Guarino non è d'accordo, salta un avversario e poi sull'uscita del portiere Leotta lo batte e il gol del 2-4 è l'ultimo a mollare come sempre Mirko Guarino che in un certo senso scuote, risveglia, rianima il CUS Palermo che qui ancora con Marco Quinario con la zampata da pivot, l'inserimento perfetto del giovane talento cussino, doppietta personale 3-4. C'è ancora una partita al Palacus, dall'altra parte però non è d'accordo Lombardo che viene steso da Moncada. Il direttore di gara estrae il secondo giallo, l'espulsione di Moncada. Gioca con l'uomo in meno per un paio di minuti effettivi il CUS Palermo, cerca allora di occupare la metà campo avversaria il Regalbuto che qui trova la zampata ancora con Alexandre Dall'Onder, tripletta personale sfruttata alla grande, la superiorità numerica dalla squadra di coach Gamiddo che torna sul +2, cerca di attaccare con il quinto uomo il CUS ma non serve la giocata in power play perché basta la conclusione di Dell'Aria. In un primo tempo la coppia arbitrale non convalida, poi sostiene che la palla abbia varcato la linea dopo l'impatto sulla traversa e 4-5 la partita si riapre, ma in realtà poco dopo arriverà anche la sirena finale che decreterà la vittoria del Regalbuto che resta secondo a -3 dalla capolista. Ancora in bilico il CUS Palermo in zona playout. Da Sportisire è tutto, alla prossima!